il Harry Potter, sono pochi, mentre il bambino dovrebbe già entrare in contatto con 2-3 libri al mese, 3-4 libri al mese, quindi la letteratura dei ragazzi secondo me non dovrebbe essere manco strumento di logiche di potere retroattive, retrospettive alla letteratura degli adulti. Poi c'è addirittura questa perversione che ho visto in taluni personaggi che utilizzano la letteratura per bambini per fare una sorta di passare la politica, di bypassare la letteratura degli adulti per arrivare poi sempre ai loro fini. No, secondo me ci deve essere una vocazione seria. Lo scrittore che scrive scrittura erotica si deve dedicare al suo filone. Poi chiaramente io non mi posso mettere a rubare il lavoro degli altri. Nei momenti in cui tu devi caratterizzare un autore e tu sei un agente, un editor o quello che sei, gli devi dare una strada giusta. Se tu sei uno scrittore che scrivi letteratura erotica e poi ti metti a scrivere una letteratura per i bambini, tu confondi non solo te stesso, rischieresti comunque di fare per il pubblico, non per le vendite, per il prodotto, ma per il pubblico che ne sente il cuore, una marmaglia che non si è capito se è letteratura per i bambini o letteratura erotica, non si è capita la tua vocazione. Io apprezzo di più gli scrittori che partono come scrittori per ragazzi e poi piano piano nel tempo sviluppano anche una letteratura adulta, ma ne sono stati tantissimi di scrittori che hanno scritto fiabe, favole, riscritture e poi hanno scritto anche romanzi per adulti. Però il passaggio da romanzi per adulti a romanzi per bambini mi sembra una fregatura. Nel mio caso è quello che penso io, però siccome il mondo è talmente vario che tutto può essere, parlo dei miei gusti. Io apprezzo uno scrittore che scrive letteratura per ragazzi, per bambini e poi magari approccia la letteratura per adulti. Credo che consigliere Cautero ci possa intervenire. Interrompo indegnamente Gallotti, chiaramente, indegnamente, perché Sabatina diceva una cosa che ho ritrovato in una mia lettura. È stato un libro che tra l'altro ho comprato da Alfredo Pagano, Telediamante, per caso, e poi ho acquistato tutti e 3 i volumi casualmente, che è un libro di Jessica Joel Alexander, è un saggio di pedagogia che si intitola, almeno nel primo volume, Il metodo danese per educare i bambini alla felicità. Non è semplice carta scritta, ma è il resoconto dei piani di offerta formativa in Danimarca, quindi una cosa molto pratica e reale, in cui per esempio mi colpiva questa cosa, ritrovavo, è tutto fondato sull'empatia, sull'educazione all'altruismo, tra l'altro sul gioco di squadra, sull'esperienza necessaria che i bambini devono fare, in cui ritrovavo quello che qualche minuto fa dicevi tu, sulla necessità, per esempio, anche un'ora a settimana nelle scuole per i bambini di confrontarsi sull'ultimo libro letto in biblioteca. Lo ritrovavo, mi faceva molto piacere perché ritrovavo nel taglio pedagogico del libro anche l'accezione empatica di questo momento di confronto sull'ultimo libro letto, la necessità di confrontarsi, di confrontare le esperienze, di mescolare probabilmente queste esperienze letterarie quasi per allenare i ragazzi anche all'empatia, che capirai bene è un pilastro di crescita molto importante, anzi probabilmente la nostra società è una società che in empatia è molto carente, a volte ne avvertiamo la mancanza. Ma volevo condividere con te, che giustamente facevi riferimento alla necessità di una biblioteca in un paese, la bella notizia, la buona notizia, che finalmente abbiamo raggiunto una conquista rallentata purtroppo dai 2 anni di pandemia. Proprio in questa sala, per come era previsto, verrà allestita una enorme parete biblioteca con uno spazio di lettura e delle postazioni multimediali gratuite per tutti, per i ragazzi, e mi volevo anche permettere di chiederti, visto che lo stiamo facendo con tutti, tra l'altro anche, devo dire, siamo felicissimi di aver ricevuto da parte di semplici cittadini questo entusiasmo, la voglia di donare libri alla biblioteca, e anche questa è una cosa che crea empatia e connessione con la popolazione, di cui credo
uno spazio bibliotecario abbia bisogno, però come facciamo con tutti gli autori, come faremo con tutti gli autori, chiaramente ti chiederemo anche a te di donarci i tuoi libri per la Biblioteca Comunale di Diamante. Era solo questo inciso. Per qualsiasi cosa non ci saranno problemi. Ti ringrazio. Io veramente sono impegnata in questa tematica, potrebbe essere il fatto che non ho avuto figli, che non ho figli, quindi l'impegno, qui ci vuole Freud, però io ho scritto questo romanzo anche per i bambini. Ti ringrazio e mi ripropongo attraverso il dottore Gallelli anche magari di chiederti una collaborazione per un progetto bibliotecario di uno spazio proprio per bambini, perché ho visto che è una cosa che ti appassiona, in cui sei dentro e che ti piace. Sì, va benissimo, sì. Ti ringrazio. Perdonami Gallotti per l'indegna interruzione. Da Gallelli a Gallotti. Allora, tutte le iniziative che vengono dallo scrittore sono comunque iniziative ispirate, quindi io ho scritto questo romanzo che credo ispirato, quindi tutto quello che verrà dagli incontri, dalle relazioni è un qualcosa che ci mantiene in mano, ci sorregge il destino, ma anche ci anima, ci rende vivi, quindi ci fa passare da uno stadio diverso a uno con dei colori più forti.